I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Agrigento, con il supporto del personale del nucleo automobile carabinieri di Palermo, del nucleo operativo di Palermo Piazza Verdi e della tenenza carabinieri di Favara, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 agrigentini ritenuti responsabili a vario titolo di rapina aggravata, estorsione continuata e furto aggravato. Il provvedimento coercitivo è stato emesso dal GIP del Tribunale di Agrigento su richiesta della locale Procura della Repubblica, che ha coordinato le attività di indagine. L'attività investigativa, supportata da intercettazioni telefoniche ambientali e monitoraggi GPS, ha consentito di fare piena luce su una sistematica e violenta attività predatoria orchestrata dagli indagati, 2 uomini e una donna, finalizzata a finanziare l'acquisto di sostanze stupefacenti. In particolare le indagini hanno documentato le condotte perpetrate ai danni di un anziano ultrasettantenne vulnerabile. L'abitazione dell'uomo era divenuta bersaglio di incursioni notturne. In occasione gli indagati si sono introdotti con la forza nella casa, minacciando di morte la vittima e aggredendola fisicamente al fine di asportare il denaro contante. Il grave stato di assoggettamento psicologico e il timore per la propria incolumità hanno infine indotto l'anziano ad abbandonare la propria dimora nel centro storico di Agrigento per trasferirsi in un altro comune. Nel medesimo contesto riconducibile un tentativo di estorsione con la modalità del cavallo di ritorno, attuato mediante la sottrazione dei documenti di identità dell'anziano riconsegnati dopo il pagamento di un riscatto. L'azione di contrasto della sezione operativa ha inoltre disvelato gravi condotte estorsive in ambito familiare. Uno dei destinatari della misura cautelare è infatti gravemente indiziato di avere sottoposto la madre e la zia anziana a quotidiane intimidazioni, minacce e violenze verbali per estorcere denaro. Il gruppo inoltre era dedito alla commissione di furti presso i supermercati di Agrigento e dei comuni vicini. Al termine delle formalità di rito, gli arrestati sono stati associati presso le case circondariali De Lorenzo di Agrigento e Pagliarelli di Palermo a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'esito dell'attività di indagine condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Agrigento conferma l'attenzione dell'autorità giudiziaria e dell'Arma dei Carabinieri verso i reati di natura estorsiva e predatoria, soprattutto quando rivolti nei confronti di persone anziane o vulnerabili, testimonia il costante impegno istituzionale nel contrasto a condotte criminali di particolare allarme sociale.